Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Come avete visto dall'immagine di copertina, oggi parliamo di leggende magiche. Non parliamo di leggende antiche, ma di racconti molto moderni. Saranno tre, dunque armatevi di pazienza e il giusto grado di curiosità per arrivare fino in fondo. Veniamo al primo caso. Ehm, Vengo contattata da una signora, la quale mi racconta di avere ogni sorta di malesseri eh, nati un po' all'improvviso. In realtà ha sempre goduto di ottima salute, è sempre stata molto bene, eh, una personalità allegra, nonostante le tante prove della vita, però ha sempre avuto la forza di guardare avanti, di vivere serenamente appunto comunque quello che appunto la vita le destinava. Ma all'improvviso comincia a stare male, dunque non sapendo più che pesci prendere perché a tutte le forme di analisi non capitava, cioè non veniva nulla a galla, cioè tutto sembrava in ordine, um, è stata suggerita insomma di- di chiamarmi. Allora parliamo e mentre parliamo questa signora comincia a- a percepire e a parlare apparentemente in modo mh, senza un perché, dunque illogico, di qualcosa che effettivamente aveva vissuto nel suo passato. È una cosa che è importante che sappiate che molte volte, anche se le cose non vi sembrano collegate fra loro, se quando si parla di una cosa vi emergono e vengono a galla dei ricordi o dei pensieri, non è mai casuale. Dunque tenete sempre a mente ogni volta queste connessioni, che sono connessioni inconsce, connessioni molto, molto sottili e molto, molto intime, che a volte sfuggono alla razionalità, però in quei momenti in cui si parla e si parla aprendosi a qualcuno, è possibile che emergano proprio perché sono connesse e cercano una soluzione. Dunque, parlando di una cosa, le emergono dei ricordi. Comincia a dirmi di come aveva sofferto per la perdita di un fratello morto molto giovane, perché comunque poteva avere 46-47 anni, un bel ragazzo, forte, solare, che aveva avuto, lei dice, la disgrazia così, di conoscere una donna. Questa donna era una donna proprio tolta dalla strada, nel senso antico del termine. Tolta dalla strada, lui si innamora di questa donna e la sposa nel giro di poco tempo. Ovviamente tutta la famiglia era contraria perché conoscevano appunto la provenienza, diciamo così, di costei. Nonostante ciò, lui, come sordo a ogni ragionevole dubbio, è andato fino in fondo, l'ha sposata e ha accettato anche che questa donna, pur essendo sua moglie, non avesse mai vissuto neanche un giorno sotto il tetto coniugale. Eh, Lei, giustamente da sorella maggiore, gli faceva notare la stranezza di questa cosa, no? E sono arrivati a discutere perché ovviamente il fratello, sentendosi giudicato e in quel momento volendo tutelare la legittimità della sua volontà, della sua scelta, o almeno quello che pensava, aveva escluso appunto ogni rapporto con la sorella. Di conseguenza lei si fece da parte e non ebbe più modo, insomma, di occuparsene, vuoi per orgoglio, vuoi perché comunque era stato chiesto appunto che lei si occupasse dei fatti suoi. Il problema fu che nel giro di poco tempo
il fratello si ammalò e si ammalò in un modo molto virulento, perché fu colpito al sangue da un malanno appunto galoppante. Nell'arco di una notte, nonostante trasfusioni, nonostante lavaggi del sangue, nonostante tutti gli interventi d'urgenza fatti, questo signore forte, grande, grosso, giovane, nel cuore dei suoi anni, muore in modo del tutto inspiegabile. E certo che là per là nessuno ha pensato a un qualcosa, tranne che poi questa donna che lui aveva sposato, da che non aveva mai vissuto neanche un giorno nella casa coniugale, si trasferisce in questa casa e ne prende possesso perché giustamente unica erede dal momento che è la moglie di quest'uomo e essendone moglie è legittimata all'eredità. A questo punto cominciano a sorgere alcuni dubbi, anche perché la donna presenta dei testamenti olografi dove la firma comunque non corrisponde perfettamente, ci sono delle sbavature, diciamo così, ma sbavature non lievi, cose proprio evidenti. Nonostante il buon tentativo di replicare la firma, c'era qualcosa che non tornava e questa sorella, cioè questa signora che mi contatta, è l'unica che comincia a dubitare di un po' di cose, comincia a mangiare la foglia e chiede una perizia calligrafica proprio perché voleva una perizia grafologica, insomma, come che si dice, perché voleva dimostrare che dal momento che lei aveva in possesso delle lettere, delle cose scritte di pugno del fratello, voleva appunto dimostrare che quello era un falso. E nel giro di poco tempo questa signora, che stava benissimo, comincia ad avere dei disturbi. E parlando con me ricorda di come, pur non avendo simpatia l'una per l'altra, combinazione questa donna, col pretesto di una festa, diciamo così, comandata, queste feste dove le famiglie si riuniscono, la invita a casa, lei, l'altra sorella che avevano, insomma erano tre, e insomma facendo, diciamo così, un raduno di famiglia. Lei va perché è stato, hanno un pochettino insistito, anche la sorella insiste e dunque lei decide che in fondo poteva fare questo sforzo, magari poteva essere anche un modo per abbassare un po' la soglia di nervosismo e di antipatia reciproca, però sempre rimanendo con quella forma di prevenzione. Addirittura però appunto questo suo stare sull'attenti, questa sua allerta, le fa notare un dettaglio che quando entra appunto nella casa che era un tempo del fratello ed era una casa di famiglia, trova una foto dove c'è lei bambina e non aveva alcun senso esserci una foto di lei lì. Che senso ha che questa donna, tra l'altro una donna straniera, avesse appunto una foto di lei bambina? Però la Perla non ci fa caso, sono queste classiche cose che uno nota, ha un segnale interiore di stonatura, però magari poi è presa dalle situazioni, dagli eventi, non ci fa caso, o comunque va avanti e le resta quel sottofondo a cui poi in seguito ripensa. Capita spessissimo e sicuramente è capitato a ciascuno di noi in certi momenti di cogliere un dettaglio, poi soltanto in modo successivo rielaborarlo. Ad ogni modo fanno questo pranzo, lei mangia tutto quello che le viene offerto, un po' per cortesia, un po' per fame, e da lì in poi, nel giro di qualche giorno, comincia il suo declino fisico. Ma è chiaro che lei non lo aveva associato fino al momento in cui, parlando con me, vengono fuori tutte queste cose e io non ho
assolutamente detto tutto quello che ho pensato fin dal primo momento perché l'avevo già intuito. Ad ogni modo, non solo, anche l'altra sorella, quella che ha insistito per portarla a pranzo lì, nell'ultimo periodo si era avvicinata tantissimo a questa donna, anche se non aveva mai avuto un carattere tale da far pensare che potesse prendere così a cuore qualcuno, non si era mai voluta legare a nipoti, non aveva figli, non aveva mai voluto impegni di alcuna natura, invece si prendeva così tanto cura di lei al punto di scrivere un testamento in suo favore. A quel punto, quando ha finito di raccontare tutto, io le ho spiegato un po' come funzionano i mondi del voodoo. E questa signora giustamente si è un attimino impensierita, ma comunque con le giuste accortezze, i giusti interventi, la cosina è tornata indietro al mittente, la signora è dovuta ritornare di gran corsa in paese, nel suo paese di origine, perché qua per qualche ragione non sentiva di volersi fare curare, combinazione con problemi al sangue. Vabbè, e questa è una prima leggenda, prendiamola così, come leggenda magica. È una leggenda magica. C'è un'altra storia che vi voglio raccontare, qui non entriamo in questo stesso numero di dettagli perché vedo che il tempo scorre, ma sono due che ve ne racconterò ancora perché come vi ho detto fin dall'inizio erano tre le storie che vi volevo raccontare. La seconda storia riguarda sempre un po' questo genere di leggende. Allora abbiamo un signore che mi racconta questa diciamo disavventura e era solito fare una passeggiata sempre la stessa, un bel percorso all'ombra di alberi belli frondosi, rilassarsi, distendere la mente, intanto mantenersi anche in buona forma. E un giorno faceva questo percorso ormai da un po' di tempo. Un giorno nota ai piedi di un albero un vaso di terracotta con all'interno appunto della terra un sigaro, resti di candela e una bambolina voodoo con gli spilli. Si ferma, guarda, un po' allarmato, è tutto pulito, no? Intorno, quel marciapiede, quegli alberi, tutta la zona era pulita e c'è soltanto questo manufatto, diciamo così. Poi prosegue, anche se ovviamente la curiosità l'ha portato a guardare. Nei giorni successivi questo manufatto continua a essere lì, tutto sempre pulito, ma quel manufatto ancora lì. Per la serie che i turbini non si azzardavano a toccarlo, non avevano coraggio di toccarlo. Dunque questa cosa continua per molti giorni, il Signore compie sempre lo stesso tragitto e ogni volta si ferma a guardare questa diciamo, opera d'arte. Un giorno, all'ennesima passeggiata, voglio dire che ha riconosciuto, ha sentito questa persona passando davanti a questo manufatto, sentiva proprio che era là per lui. Perché dovete sapere che è una leggenda, è soltanto una leggenda. Dovete sapere che quando una cosa è fatta per quella persona lo sente, se ha modo di vederlo e di accorgersene, perché queste opere sono un testimone, diciamo così, del soggetto. Dunque c'è un collegamento eterico fra il manufatto voodoo e la persona a cui è destinato. Dunque aveva questa forma di curiosità, cioè continuava ad andare là a guardare, perché percepiva che era per lui. Quel giorno c'è un fortissimo vento, dagli alberi si staccano numerose foglie, era proprio difficoltoso camminare da quel lato della strada.
Dunque, arrivato più o meno all'altezza del manufatto, invece di andare lì e guardarlo, come fa ogni giorno, da un po' di tempo a quella parte, attraversa la strada e passa dove è sgombro, dall'altro marciapiede. Ecco, mentre attraversa la strada e si porta sull'altro marciapiede, un enorme ramo, un enorme ramo di quell'albero si schianta all'inizio piano e poi tutto in una volta a terra, proprio dove lui soleva fermarsi per guardare questo vaso. E in quel frangente passano anche due ciclisti che per poco erano sulla strada, c'è una strada di mezzo, un marciapiede di qui, un marciapiede di lì, lui dall'altro lato per questa volta, questi due ciclisti che passano lì che per poco non vengono anche presi dal ramo. Chiaramente la persona resta stupefatta perché ha capito che se non fosse stato per quel pensiero di non dover lottare con le foglie, ha superato, diciamo, la curiosità di guardare quel vaso perché ormai vedeva che continuava a essere lì, nessuno lo rimuoveva e era là, ormai lo conosceva a memoria, è passato dall'altro lato e si è salvato per questa ragione. C'è un'altra storia, è la storia di una donna il cui figlio sposa una brasiliana e per qualche ragione poi il figlio e questa brasiliana si separano, ma lei teneva comunque ad avere buoni rapporti lo stesso con questa donna che tutto sommato le faceva tenerezza, essere lontana da casa e essere sola, diciamo così. Ma qualche tempo dopo trova nella sua lavanderia una testa di bambola infilzata di spilli. E chiaramente si preoccupa moltissimo perché sebbene non fosse assolutamente a conoscenza di questo genere di cose, il ritrovamento la inquieta come farebbe con chiunque. Non è una cosa consueta da trovare e sicuramente non è una cosa che faccia stare allegri. Dunque, ovviamente molto preoccupata, non sa bene come muoversi. La donna però stava facendo un percorso di crescita, un percorso di correzione, stava facendo un grandissimo lavoro su di sé, stava innalzando le sue vibrazioni sia con le giuste integrazioni, sia con la giusta alimentazione, col giusto atteggiamento mentale, stava veramente correggendo a 360 gradi la sua vita e dunque le era stato detto di stare tranquilla proprio perché innalzando così tanto le sue vibrazioni un certo tipo di aggressione era impossibile che prendesse atto. Anzi, con i giusti accorgimenti radionici doveva proprio stare tranquilla perché si sarebbe capito chi le aveva fatto questo scherzo perché in un certo modo sarebbe tornato al mittente e dunque era soltanto da attendere di stare tranquilli, di continuare nel proprio percorso indisturbato e di stare a guardare. Bene, 6 mesi dopo la ex nuora muore di infarto. Bene, vi ho raccontato queste leggende, tenete a mente che le persone sono molto più cattive di quello che potete pensare e che a volte si mascherano da un finto buonismo, sono i classici lupi travestiti da agnelli, dunque guardatevi bene da quelli che parlano di amore incondizionato, no, diffidate, state sempre con gli occhi aperti, fatevi il vostro, state nel vostro, pensate soltanto a correggervi, a innalzare voi stessi perché non potete fare nulla per gli altri, ognuno è come dire, responsabile del proprio karma, ma ognuno ne è anche vittima e dunque non possiamo fare assolutamente nulla tranne fare bene il nostro lavoro. È la prima cosa. Dunque lavorate su di voi, innalzatevi e non pensate, non abbiate l'ingenuità di pensare che sono tutti bravi, buoni e belli. Non è così. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui
e vi rimando al prossimo appuntamento. Spero che mi aspettiate come io aspetto di incontrare voi. Vi abbraccio uno ad uno, iscrivetevi al mio canale se vi farà piacere ricevere appunto gli aggiornamenti, e a presto. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.